L'utopia dello sviluppo del Nuorese potrebbe diventare realtà grazie allo strumento della ZES, Zona Economica Speciale a tutto il Mezzogiorno, attivo dal 1 gennaio 2024. Se ne è parlato alla riunione in prefettura, alla presenza del prefetto Dionisi, delle associazioni di categoria, del commissario della ZES Sardegna e dell'amministratore straordinario della provincia. È emerso un riscontro univoco e entusiastico da parte di tutto il mondo imprenditoriale, agricolo e artigianale per queste opportunità che concede la ZES unica per tutto il Mezzogiorno. Il tavolo è servito ad analizzare tutta una serie di problematiche che dovremo affrontare, ma è un tavolo in cui ho riscontrato grossa positività. Ora riunirò tutti i sindaci e poi interloquirò con gli assessorati competenti della regione e con il Ministero del Sud per far sentire e concretizzare le nostre esigenze. Ne abbiamo ragionato oggi con il signor prefetto che ha organizzato un tavolo, un incontro molto produttivo, è quello di estendere la zona economica speciale anche al territorio di Nuoro e del Nuorese dove prima non era presente. Allora, questa nuova opportunità diciamo che apre a degli argomenti a cui noi tenevamo tantissimo, perché nell'ultimo periodo abbiamo fatto delle battaglie perché il perimetro dell'area ZES venisse allargato anche a Nuoro e provincia, che era una delle zone tagliate fuori in maniera forte. Ora, il fatto che ci sia una ZES unica per il Sud Italia la vediamo positivamente. Ovviamente abbiamo messo il cappello su alcune criticità che secondo noi possono essere ancora inserite nel decreto legge o comunque nel DPCM.